Parte da oggi fino a venerdì prossimo la prima erogazione di 1.400 richieste di cassa integrazione guadagni con il trasferimento all'INPS dei primi decreti da parte della Regione siciliana e dalla prossima settimana saliranno a 2.500. A dichiararlo è stato l'assessore regionale al lavoro Antonio Scavone nel corso di un'intervista rilasciata rispondendo così alle tante sollecitazioni e critiche venute da più parti dagli ordini professionali e ancora da alcuni parlamentari regionali dell'opposizione, tra cui il Movimento 5 Stelle, che affermano che la Regione è partita in ritardo e ha perso altro tempo per strada. Con questo ritmo ci vorranno ancora diverse settimane affinché i siciliani avranno i soldi nel proprio conto corrente. Ogni pentagramma ha le sue note, nel pentagramma della politica spesso le note sono la polemica, alcune volte anche fuori luogo. Leggiamo in questo momento dichiarazioni e affermazioni sulla cassa integrazione in deroga. Spieghiamo un attimino che cos'è. La cassa integrazione in deroga è una opportunità che viene data alle piccole aziende, alle aziende private con meno di 5 dipendenti in alcuni settori. E rispetto a questo ambito la Sicilia ha giocato una partita non solo importante e rigorosa, ma anche come dire, attenta e ricca di risultati. Innanzitutto abbiamo cercato una risorsa che nella prima tranche ha superato i 108 milioni di euro, la seconda ha superato i 100 milioni di euro e supererà complessivamente i 300 milioni di euro per una platea di percettori che dovrebbe superare le 220.000 persone. Siamo partiti con un sistema molto attento, con una piattaforma informatica, abbiamo prima di partire verificato le procedure, le abbiamo semplificate, abbiamo incontrato oltre 50 tra organizzazioni sindacali, datoriali e anche professionali, abbiamo risposto come regione a oltre 800 mail nel weekend che ha preceduto l'avvio della cassa integrazione in deroga e a tutte le mail è stato risposto. Sono state formulate oltre 30 FAQ, cioè ipotesi di soluzioni che sono state date a tutti e siamo partiti. Proprio in queste ore con l'INPS abbiamo integrato i sistemi informatici, quindi nessuna polemica, i sistemi non dialogano, ci sono problemi tecnici che sono nelle cose. Da domani i centri per l'impiego della Sicilia, 9 centri per l'impiego, oltre 140 persone inizieranno a trasferire all'INPS i primi decreti. Da qui a venerdì ne trasferiremo 1.400, dalla prossima settimana i centri per l'impiego lavoreranno da 2.000 a 2.500 decreti al giorno, tutti trasferiti in rigoroso rispetto cronologico, quindi notizie di inquietudine sono consentite. Notizie di strumentalizzazione rispetto a un problema così delicato che riguarda la gente che ha difficoltà non solo ad aspettare un 27 che non arriverà, ma a sfamare la propria famiglia, non sono consentite a nessuno.